La nota dell'ambasciata d'Italia a Berlino è arrivata a metà pomeriggio sui tavoli delle camere di commercio, la notizia che nessun operatore economico voleva sentire. La Germania ha inserito il Veneto nella sua lista rossa, questo significa che chi rientrerà dalla nostra regione in terra tedesca dovrà sottoporsi a tampone o stare in quarantena e questo da sabato 24, una misura che colpisce dritto al cuore il mondo produttivo veneto, turismo e manifattura. Significa essere nella lista di un paese che per il Veneto è il primo partner industriale, il primo partner commerciale, il primo partner turistico. È la congiuntura internazionale e ovviamente non sarà solo il Veneto, ma sarà tutto il sistema paese, ma di tutti i paesi. La situazione sta peggiorando in tutti i paesi, non solo in Italia. Il Veneto è finito nell'elenco di Berlino accanto a diverse regioni italiane, compresi Bolzano e Friuli. Del resto, anche in Germania, per la prima volta dall'inizio della pandemia, si è superata la soglia di 10.000 casi in un giorno. Positivo anche il ministro della Salute, Jens Spahn, mentre Berlino corre ai ripari dalla Camera di Commercio, arriva prima l'invito al governo di accelerare sul Recovery Fund, poi un appello alla calma. Per gli imprenditori io consiglio di mantenere la calma, continuare a lavorare, ma pensare a prodotti di qualità, che la qualità paga, prodotti innovativi. Il Made in Italy per noi è un vanto, dobbiamo giocarci questa carta.